Ancora sangue sulle strade, a perdere la vita giovedì sera Giampaolo Rossi, 48 anni, residente a Fonte. L'uomo stava percorrendo via Castellana, ci troviamo a Villa d'Asolo, in comune appunto di Asolo, quando durante una manovra di sorpasso avrebbe urtato la fiancata sinistra dell'auto che stava superando. Non si capisce ancora quali siano le motivazioni che abbiano portato l'auto a sbandare. Fatto sta che a seguito dell'urto il mezzo, l'Opel Astra che stava guidando, si è rovesciata più volte su se stessa ed è finita nel fossato. Per Giampaolo Rossi non c'è stato nulla da fare. Il decesso del 48enne è stato constatato dai sanitari del SUEM subito dopo che i volontari dei Vigili del Fuoco di Asolo hanno estratto dalle lamiere il corpo dell'uomo. È rimasto illeso il conducente del secondo veicolo, un 29enne di Castelcucco, risultato poi negativo all'alcol test. Giampaolo Rossi viveva una di Fonte con la compagna e lavorava come tecnico delle ispezioni dei pozzetti collocati nei distributori di benzina. La sua morte ha molto scosso la comunità. La comunità si stringe intorno alla sua famiglia e davvero siamo scossi per quello che è successo. Ecco, quindi le condoglianze va a tutta la sua famiglia, a parte di tutta la comunità. Ed è ancora Sommadossi che sottolinea l'importanza di un corretto comportamento sulle strade, dove il numero delle vite spezzate continua ad aumentare. Chi fa prevenzione per primo sulle strade sono gli utilizzatori delle strade. Ci sono limiti, ci sono sicuramente limiti di velocità, segnaletica. La velocità dopo è sempre una delle principali cause. Dopo anche le strade bisogna anche attenzionarle, manutentarle e bisogna fare di tutto per lavorare affinché il cittadino le possa percorrere in sicurezza. Il PM ha disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti nella drammatica vicenda.